Bentrovati gentili telespettatori dal Palamare di Caorle per questa nuova stagione di Punto Sport. Siamo con coach Andrea Ferraboschi, campionati di basket che sono praticamente già iniziata domenica scorsa la Serie C Gold. Caorle era impegnato con il Sport School Due Ville proprio qui al Palamare, è arrivata la prima vittoria della stagione, dunque un 80-61 che indubbiamente è il modo migliore per iniziare questo campionato. Sì, era una partita da prendere con le pinze perché come tutte le partite e soprattutto quando si gioca contro una squadra che è neopromossa e in casa c'è sempre il rischio di sottovalutare l'incontro e magari di cadere in qualche sgradita sorpresa. Invece l'atteggiamento della squadra è stato sin dall'inizio quello giusto, c'è stato un calo di prestazione durante la gara perché è un po' inevitabile quando ti accorgi che le cose ti vanno particolarmente bene, poi però abbiamo ripreso la partita già dal terzo quarto e abbiamo condotto con un buon margine fino alla fine. Credo che era importante considerare comunque che l'avversario trovato era particolarmente indebolito da un paio di assenze importanti, così come comunque a noi mancava un giocatore importante come Damian Buscaino. Ecco appunto la domanda che volevo farti, mancava Damian Buscaino, sappiamo per problemi di tesseramento, ci sono novità in merito? Allora, non ci sono ancora novità, la società sta naturalmente vagliando da un punto di vista regolamentare qual è l'effettiva posizione e quindi aspettiamo di capire meglio quale sarà il futuro per l'ingaggio di questo giocatore che nella nostra economia era ed è ancora molto importante. La campagna acquisti è partita dopo la riconferma di Blage proprio dalla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, quindi speriamo che non ci siano intoppi, perché anche questo dopo l'abbandono di Galli andrebbe ulteriormente a compromettere quelli che sono gli equilibri e le idee dalle quali eravamo partiti. Senti, da più parti si sente dire insomma Mestre, Jesolo, Oderzo e voi, dovrebbero essere le quattro squadre che si giocheranno magari il salto di categoria? Ma è troppo presto per dirlo, in ogni caso già l'avvio di campionato ha dimostrato che ogni partita può riservare delle sorprese, ci sono tra le squadre che mi hai appena elencato molte hanno proprio perso e non è escluso che altri risultati a sorpresa ci siano durante il corso dell'anno. Aggiungerei ai nomi che hai fatto sicuramente Monfalcone, che è una delle squadre secondo me più complete, ma non dimenticherei nemmeno Petrarca o Cordo di Rosazzo e come ti dicevo prima altre sorprese potrebbero esserci. Insomma un campionato che magari si preannuncia essere equilibrato come quello dello scorso anno? Siamo sempre le solite, è presto per dirlo, i presupposti sembrano esserci e potrebbe essere un campionato come quello dell'anno scorso, anche se ci sono un paio di squadre che sicuramente risultano un po' più deboli sulla carta. La prossima partita vi riserva il derby con lo Jesolo in trasferta? Sì, è una partita, un vero test per noi, molto importante, perché affrontiamo una squadra che è in uno stato di forma sicuramente migliore anche del nostro e hanno iniziato la preparazione già ai primi di agosto e lo si è visto sia in precampionato e sia in campionato con la recente vittoria contro Mestre, quindi dovremo presentarci a Jesolo ben determinati ed affrontarla con molta attenzione. Matteo Rubin, dunque una prova di spessore quella di domenica scorsa, giusto per far capire un po' al pubblico del Palamare che non è cambiato niente rispetto allo scorso anno nonostante la squadra sia stata completamente rivoluzionata. Sì, è stata un'ottima prova, soprattutto di testa, perché poi siamo all'inizio, quindi è tutto ancora da scoprire, ma sì, mi è piaciuto soprattutto l'approccio mentale, che sono partite, anche se sulla carta possono sembrare semplici, non lo sono mai, proprio per l'approccio iniziale che sì,
per noi è stato ottimo all'inizio, un po' di calo c'è stato, e poi però siamo riusciti a riprendere le redini e arrivare, insomma, a vincere la partita bene, insomma. Senti, 3 stagioni fa te ne eri andato da capitano, adesso sei ritornato e hai subito indossato gli stessi gradi. Questo sicuramente mi ha fatto un grande onore, sì, per tutto quello che significa, e spero, insomma, di dare quello che posso sia in campo che fuori per supportare al meglio la squadra, insomma, e ringraziare di conseguenza la società che mi ha dato questo onore, ripeto. E domenica sfida di quelle veramente toste, un derbissimo con lo Jesolo. È un derby tosto, un palazzetto poi anche a me storico, con bei momenti, quindi la squadra è sicuramente ottima, preparata e si conoscono molto bene, quindi sì, hanno già i risultati che hanno avuto in precampionato, oltre che alla prima di campionato, dimostra che sanno veramente il fatto loro, quindi noi daremo il massimo, siamo in casa loro, quindi non abbiamo niente da perdere, nel senso che andiamo lì tranquilli, facciamo la nostra partita e poi si vedrà. E domenica è iniziata anche la Serie B femminile, matricola della categoria la Polisportiva Concordia, rappresentante sì della provincia di Venezia ma anche del basket del Friuli Venezia Giulia, visto che appartiene al comitato friulano. Coach Mario Bianchi, è andata male, un esordio sfortunato, perso di 4 punti, 59-55, con il Sarcedo proprio qui al Palasport di Concordia Sagittaria. Sì, abbiamo perso una partita ai 2 volti, i primi 2 tempi in mano ai nostri avversari, ma più che altro per delle medie nostre non rilevanti e molto penalizzati nei tiri liberi, e gli ultimi 2 tempi invece abbiamo vinto, siamo andati 2 volte al sorpasso, uno anche nei momenti finali, e dopo non abbiamo avuto la forza, un po' la fortuna anche, perché sul momento io avevo anche un paio di fischi da recriminare, poi rivisti in cassetta diciamo che mi dava ragione quello che ho visto, però quando giochi punto a punto è chiaro che una palla tiri liberi invece di essere data a noi cambia un po', insomma, in quei momenti. Però loro erano una buona squadra che gioca da qualche anno nella categoria, hanno la giovanile di Schio, quindi hanno 2 nel giro della nazionale, quindi insomma era una partita che poteva starci anche per l'assenza anche del nostro capitano, poteva anche starci perdere, dobbiamo prendere il bicchiere mezzo pieno che l'abbiamo giocata contro una squadra che ha molto ritmo, pressing, e siamo riusciti a tenere il loro ritmo, quindi delle soddisfazioni le abbiamo avute. È chiaro che il risultato ci lascia l'amaro in bocca, questo è evidente. Ecco, un cammino, un campionato, ormai insomma, lo si sa, il vostro, che dovrà essere di grande sofferenza. Sì, beh, l'obiettivo io l'ho detto all'inizio dell'anno, la società su questo è assolutamente d'accordo. Noi abbiamo il nostro triplete, diciamo, prendo un esempio calcistico, sarà la crescita dei giocatori e la salvezza. Noi abbiamo una squadra il cui giocatore più vecchio ha 24 anni, in cui abbiamo il giocatore più giovane che ne ha 17, e la media è intorno ai 20 anni, quindi siamo una squadra molto giovane e non con giocatori di categoria, perché praticamente nessuno ha fatto questa categoria, a parte un paio, ma a livelli proprio quando aveva 18-19 anni. Ecco, un problema dello scorso anno era avere tutte quante le ragazze all'allenamento. Quest'anno mi sembra di poter dire che siamo un po' sulla stessa falsariga, c'è qualche problema a provare queste partite? Sì, siamo un po' peggiorati in realtà, perché abbiamo fatto una collaborazione con l'UBC e quindi le giocatrici hanno il loro campionato, è una squadra forte dell'Under 18 di Udine che negli ultimi 7 anni ha vinto 6 volte il titolo regionale, quindi loro salirono una volta solo da noi, qualche volta forse riusciremo a prendere un secondo allenamento, e dopo proprio per la giovane età abbiamo quasi tutta l'università, e quindi non con rientri qui praticamente quasi mai, e quindi di fatto noi facciamo un allenamento, forse riusciremo a costruire un secondo, quindi questo sarà per noi sicuramente un problema. Prossima partita, trasferta a Ponzano, quante chance avete? Ve la giocherete ovviamente? Diciamo che sulla carta loro sono molto favorite, perché 2 anni fa hanno perso la 3 che c'era quella volta, sono arrivate seconde, sono andate in finale, e nel playoff finale l'anno scorso sono arrivate quarte.
o quinta, insomma comunque è una squadra che ha sempre avuto una grande tradizione, ha dei bacini vicino di squadre importanti di pallacanestro femminile, quindi in teoria sulla carta sarebbe quasi proibitiva. Anche questa volta non abbiamo la Jessica, però io credo che noi dobbiamo pensare da giocare con tutti, perché magari una giornata storta o una buona nostra in questo campionato portare via 2 punti fa la differenza, no? Perché alla fine giocheremo penso su 2 punti in più, 2 punti in meno per la lotta a salvezza, insomma sarà questo il cammino, no? Noi dobbiamo pensare di crescere, di prendere il ritmo della categoria e questa squadra che incontriamo è una squadra invece tosta che è da anni che è ai vertici, ecco. Bene, grazie Mario Bianchi. Adesso andiamo a Portogruaro, andiamo a vedere come la pallacanestro Portogruaro sta vivendo la vigilia di campionato. Vigilia di campionato, vigilia di esordio per la pallacanestro Portogruaro in Serie D friulana. Con coach Nicolò Stan, dunque a che punto stiamo? Secondo me ci siamo preparati bene per affrontare questo inizio del campionato. Abbiamo lavorato forte nelle prime settimane, in questa ultima settimana, 10 giorni, abbiamo cercato di limare i dettagli per farci trovare pronti sabato a Rorai. I valori del torneo più o meno li sapete già, cioè ci sono delle squadre favorite, voi in che fascia vi collocate? Io spero che ci collocheremo nella fascia alta. So che ci sono realtà consolidate come Casarsa, come Aviano, che sono da anni nei primi posti. Il nostro obiettivo è fare meglio rispetto all'anno scorso, che la squadra ha chiuso un po' con l'amaro in bocca, andando nella pool retrocessione all'ultima giornata utile. Quest'anno l'obiettivo è sicuramente entrare nella pool promozione, per poi vedere cosa fare, insomma. Ecco, abbiamo introdotto appunto l'argomento della seconda fase del campionato, una formula che forse ai più magari è un po' indigesta. Sì, perché si rischia di entrare nel gruppone a metà classifica senza avere speranze di promozione o combattere per la retrocessione. Portogruaro l'anno scorso è arrivata alla pool retrocessione già matematicamente salva, per cui sì, manca un po' di competizione al campionato. Chiaro che questa formula ti mette a riparo da brutte sorprese come retrocessioni tramite play-out, però d'altro canto se uno va nella pool promozione da ultimo comunque finisce il campionato a marzo. Secondo me una formula di play-off sarebbe stata più giusta. E ci siamo spostati al campo sportivo di via Forlanini a Portogruaro, l'impianto del rugby, dove siamo con Paolo Fedrigo, responsabile tecnico di tutto il rugby Portogruaro. Domenica scorsa è iniziato il campionato di Serie C2, è arrivato un 5-5 con il Pedemontana Rugby, un risultato che era nelle vostre aspettative? La speranza è sempre, diciamo così, di vincere. Comunque eravamo speranzosi nel vedere come i nuovi giocatori, i ragazzi giovani inseriti nella squadra si esprimevano ed è stato positivo da questo punto di vista. Ecco, il vostro è un progetto decisamente ampio che guarda al futuro con una certa ambizione. Sì, noi traguardiamo lontano e vogliamo far arrivarsi a piccoli passetti, perché vogliamo consolidare tutto l'aspetto tecnico nella società e arrivare con la maggior parte, con tutti i nostri giocatori qui nell'ambito, diciamo, portoguarese e dintorni, senza aver bisogno di altri provenienti da fuori.
Dal punto di vista del vostro progetto ritenete che possiate essere in linea con le attese, visto che avete iniziato così a ragionarvi sopra lo scorso anno? Sì, diciamo che il nostro progetto va di pari passo, diciamo così, nel poter strutturare, ecco così, anche avere strutture degne, insomma adesso con il nuovo spogliatoio che a poco sarà disponibile, con la clubhouse, con il nuovo campo che è in procinto, insomma, di essere spianato e messo a disposizione. Stiamo creando una situazione anche dal punto di vista tecnico molto, diciamo così, forte, in quanto che quest'anno abbiamo per il settore educativo ma anche per la formazione degli adulti avuto la fortuna di avere 3 professionisti, diciamo, del settore, 3 laureati in scienze motorie che si sono resi disponibili a stare in campo, quindi è da qui che noi partiamo, insomma, per formare i giovani e da un punto di vista fisico ma anche comportamentale, educativo in generale, insomma. Ecco, si è parlato di Serie B a Portogruaro, è una categoria che è così raggiungibile dal vostro punto di vista? Beh, i traguardi, diciamo così, anche di categoria sono sempre nelle cose. È chiaro, noi, diciamo così, non puntiamo subito a arrivare alla Serie B, perché per arrivare in una situazione, insomma, in una categoria, per poi scendere, salire, scendere, avere tutto questo ondeggiamento non interessa, interessa arrivarci e rimanerci. Ecco, questo è l'obiettivo nostro, per cui lo stiamo creando pian pianino, ma con la certezza che quando ci saremo arrivati lì, da lì non ci muoveremo più, da lì faremo un altro passo per conquistare altre vette ancora più importanti. E noi restiamo sempre qui in via Forlanini, però ci occupiamo adesso di pallavolo, campionati che devono ancora iniziare e pertanto questa settimana andiamo a vedere come sta procedendo la preparazione della pallavolo Portogruaro impegnata in Serie C maschile. E siamo al Palasport di Portogruaro, parliamo di pallavolo Portogruaro con il capitano Simone Lian. Squadra dunque che si appresta ad affrontare questa nuova stagione 2016-2017, ricordiamo nuovamente sarà Serie C, con quali obiettivi questa volta? Sì, è il 4º anno di Serie C, per noi già essere arrivati qua è un bel traguardo. Gli obiettivi sono i soliti, puntare alla salvezza prima di tutto il prima possibile, dopodiché toglierci tutte le soddisfazioni che riusciremo a toglierci. Quest'anno il campionato è un po' un'incognita, abbiamo abbastanza squadre nuove, quasi la metà, 5-6 squadre nuove, più 2 squadre giovani della Serie A, il Padova e il Verona, che essendo squadre giovani non si sa mai come le sistemano, se la puntano con i giovani oppure se aggiungono anche qualche giocatore di livello, quindi sono proprio sempre delle incognite. Partiamo bene, partiamo carichi, motivati, ci sono stati degli innesti, precisamente 4 giocatori, 2 da San Donà, uno da Cordenons e l'altro da Belluno, quindi concorrenza in tutti i casi. E hanno aggiunto nuove sfide all'interno del campo di allenamento e ci stiamo allenando veramente alla grande. Vediamo, sono curioso anch'io di vedere cosa verrà fuori la prima partita. Si comincia il 29 ottobre, dicevamo, subito con uno scontro casalingo. Sì, cominciamo con lo Jungairi Loreggia, che è una squadra che abbiamo incontrato 2 anni fa, l'anno scorso non c'era il nostro girone, e 2 anni fa qua è stata una battaglia da tie break, una vera battaglia col palazzetto pieno, è stata una bellissima partita, purtroppo persa, quindi dovremo subito toglierci un sassolino dalla scarpa con questi avversari qua che ci hanno fatto tanto penare. E Loreggia è una squadra esattamente come noi, cioè non si sa bene dove può arrivare, punta alla salvezza, quindi insomma diciamo già uno scontro molto molto importante che dirà già a che punto siamo.
E nella marcia di avvicinamento alla prima di campionato avrete una serie di appuntamenti, c'è un torneo che poi tra l'altro è il consueto che fate di precampionato qui al palazzetto di Via Lovisa. Sì, ormai è una tradizione da quando coach Pilot è qui con noi, è un torneo con squadre di livello, tutte e 3 di Serie C, il Cornuda, il Zanè e il Paese, quindi anche Paese vecchia con nostra conoscenza, ormai ogni anno ce lo troviamo in girone e sarà un ottimo test per vedere a che punto siamo e perché no, siamo in casa, insomma bisogna sempre fare bella figura davanti al proprio pubblico, quindi daremo il massimo. E dalla pallavolo al judo, in riva all'Emene si sta svolgendo un corso di difesa personale, i dettagli da Benedetta Romeo e Cristina Longato. Questo è l'11° anno che facciamo il corso di autodifesa, è aperto a tutti quanti, uomini e donne, e si sviluppa attraverso il metodo MGA, che significa metodo globale di autodifesa. Come dicevo, è l'11° anno che viene fatto in questa palestra ed è patrocinato dal Comune e dalla Provincia. Il corso di autodifesa va a sfruttare le leve e gli squilibri dell'avversario affinché anche persone più deboli possano difendersi di fronte a persone più grosse e più forti. È un corso aperto a uomini e donne e soprattutto a donne, non solo per imparare le basi per potersi difendere, ma anche solo per capire se ci può essere una situazione di pericolo. Io ho iniziato judo facendo questo corso di difesa e devo dire che solo passeggiando per strada mi sentivo più sicura, perché conoscendo le basi che i nostri maestri ci avevano insegnato, sono quelle piccole tecniche che insomma ti possono aiutare appunto per capire se di fronte ti trovi una persona malintenzionata o semplicemente riconoscere quello che può essere un pericolo, quello che non lo costituisce, insomma. Quindi è veramente calorosamente aperto a tutti, uomini e donne, soprattutto appunto alle donne che magari con qualche tecnica in più possono riuscire a sfruttare con poca energia le loro conoscenze che sicuramente qui impareranno. Il corso è gratuito, l'unica incombenza economica sarà il certificato medico che farete dal vostro medico curante. E soprattutto una volta arrivati qua in palestra sarà necessario il tesseramento e un'assicurazione nel caso di infortuni dal valore totale di 20 euro. Però il corso si tratta di 8 lezioni, poi c'è la possibilità di prolungare in altre 8 lezioni, si terrà il mercoledì e il venerdì sera qua in questa palestra e sarà completamente gratuito, quindi i nostri insegnanti si metteranno a disposizione e metteranno le loro conoscenze per noi gratuitamente. Dopo 3 anni consecutivi sul tetto del mondo, il Division Portogruaro ha abdicato, lasciando lo scettro ai vicentini del New Age Trissino. Sulla pista del Palasport di Novara, sede dell'edizione italiana dei campionati iridati di patinaggio artistico a rotelle riservati ai gruppi spettacolo, è arrivata in ogni caso una medaglia d'argento che conferma ai vertici della specialità il team portoguarese, sempre sul podio del 2012. Un risultato, considerate le tante traversie di questa stagione caratterizzate dai 2 seri infortuni di Giorgia Calderan e Veronica Manzato, purtroppo impossibilitate nel dare il loro apporto, accolto comunque da tutto l'entourage portoguarese con grande entusiasmo e che a conti fatti ha rispecchiato quello che poteva essere il pronostico della vigilia. C'è un po' di rammarico per il divario in termini di punteggio dalla medaglia d'oro, in quanto crocerà a Napoli la performance con la quale il Division, sceso in pista per 11°, si è presentato davanti alla giuria mondiale. È stata eseguita dal punto di vista tecnico in un modo decisamente superiore rispetto alle precedenti prove offerte prima ai campionati italiani e poi all'europeo. Ad ogni modo si guarda già avanti, qualche giorno di riposo e poi tutto il gruppo tornerà nuovamente in pista, pronto per accogliere una nuova sfida che avrà come obiettivo il ritornare in cima al mondo. Abbiamo concluso anche per questa settimana, grazie per l'attenzione, noi ci rivediamo puntuali tra 7 giorni per tanto altro sport dal Veneto orientale, sempre sui canali di Teleantenna.